una coppia importante, pilota navigatore, senegalesi Morganti, che con la Renault Clio Super 2006 hanno vinto la seconda edizione della Coppa Ligurna Rally Asfalto Rally Tour, ma vengono da un 2012, diciamo da urlo, possiamo dire così, per quanto riguarda i rally, in quel caso con la Peugeot 207 2000 che è recuperata in questo 2013. Eccoli qui, siamo onorati della vostra presenza, Scuderia Progress, ecco l'equipaggio che ha vinto la Coppa Ligurna in questo 2013. La Coppa Ligurna tra l'altro è la seconda a livello nazionale, la prima del campionato nazionale. Vai. Sì, la prima gara dell'anno abbiamo iniziato una vittoria magari neanche accettata, però siamo arrivati, abbiamo deciso all'ultimo di fare questa gara e manca il nostro usuario come dicevi, non era pronto, quindi la più piccola ma non tanto meno performante di questo. Era un anno e mezzo che non guidavamo e sinceramente era diciamo, una prima prova di cassettato, poi abbiamo detto questo film che siamo partiti chiuso la sera, eravamo vicini, ma giustamente siamo partiti per sperare l'attacco. Un po' la fortuna che ha tolto praticamente l'equipaggio che ci procedeva in classifica assoluta e per la quasi meccanica, quindi siamo andati poi in conservativa, non abbiamo attaccato, siamo gestiti e ci ha fatto piacere di capire che siamo arrivati a livello anche l'equipaggio buono, facciamo gestirci il passo in gara e sappiamo qual è il nostro potenziale. Sì, pare. Sì, no, per questo appunto noi abbiamo stati da questa cosa, naturalmente io con gli amici di Radio Flash avendo qui voi due e pensando che come speaker della Coppa Ligurna ho il dovere insieme a voi, particolarmente alla cerimonia di partenza che abbiamo fatto questo discorso, perché voi sapete che Angelo è, come dire, portatore di cose importanti che riguardano la sicurezza, no? E quindi vi faccio proprio dei campioni. Io direi, ora vi farò una cosa, no? Poi con un documentario. Se io ora dico a tutti, guardate me, particolarmente ai giovani, no? Perché la saggezza allora è un po' più tardi, che il pilota sulle strade di tutti i giorni non si deve fare. Il pilota casomai così fa quando si entra in una competizione organizzata che limita il territorio, come ci sono gli standard di sicurezza attivi e passivi di un certo tipo come in un rally, perché la vita è una e una importante, prima quella degli altri e poi la nostra. Vuole aggiungere? Sì, sicuramente sì. Io posso aggiungere che con i termini di tanti di età, quando ho iniziato facevo le cose che facevano tutti, diciamo, cambiavo la strada di tutti i giorni per una prova speciale. Poi dopo aver iniziato a correre ho capito che la strada è aperta a tutti e non siamo soli. E oltretutto, dopo aver iniziato a correre, la bravura di andare fuori sempre è passata, diciamo che le corse sembrano qualcosa che non si fa. Esattamente, era il senso del discorso del tradotto del discorso viene fuori. Che un pilota, siccome un pilota lo fa quando c'è una gara. E questo è un messaggio che va non direttamente, no, a punti particolarmente giovani. Mi raccomando, state attenti, osservate il codice della strada, non fate mai il pilota. Divertitevi con le vostre vetture, ma nel rispetto del codice della strada. Se volete fare il pilota, abbiamo qui i senegalesi Morganti che vi spiegheranno come fare per prendere la licenza e diventare un pilota. Grazie.